Una delle scorse notti, i militari della Guardia di Finanza di Venezia, reparto operativo aeronavale, durante un intervento rivolto alla repressione del fenomeno della pesca abusiva nella laguna veneta in zona di Chioggia, hanno sequestrato circa 1400 kg di semina di vongola verace avente un valore commerciale di circa 27.000 euro e un natante dotato di 2 potenti motori fuoribordo attrezzato per la pesca abusiva del valore di 240.000 euro. Due i soggetti sanzionati per un totale di 4.300 euro per la mancata tracciabilità del prodotto ittico pescato. L'attività intrapresa dalla Guardia di Finanza interessa le aree di ripopolamento del mollusco, gestite dalla Regione Veneto, aree in cui la pesca viene gestita e controllata. Il settore delle vongole veraci è in sofferenza, le calamità sono troppe, a partire dal granchio blu, ai murici, all'acqua salata e non più salmastra che sta scombussolando l'habitat lagunare, alla necessità di dare all'acqua maggior ossigenazione e quindi di escavi dei fanghi che stanno ostruendo il canale principale, ciò per quanto riguarda l'area degli allevamenti di Sacatoro. Le difficoltà del settore però non giustifica l'abusivismo, attività che nuoce a chi pesca in regola. Restano necessari l'intervento di scavo e l'apporto di acqua dolce dal Brenta a contrastare l'acqua salata, per rendere migliore l'habitat per la crescita del prodotto ittico, vongole incluse, e per renderlo meno ospitale per le specie invasive quali i murici. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.